Bene, tu? E niente, buongiorno dall'isola di Vulcano, è bellissimo, sono le 9:50, ancora c'è poca gente, si sta da Dio. E niente, pensavo di fare un cruciverba insieme a voi. Ho bagnato il cruciverba, però ne ho uno asciutto. Non c'è nessuno. Buongiorno a chi è presente. Da dove vedi? Guardi? Da dove vedi? Buongiorno a chi si è collegato. Chi conosce questo posto? Tra di voi? Vabbè, forse è meglio fare una passeggiatina. Mi faccio un attimo. Questo è il cratere. Eccoci qua. E ora facciamo una passeggiatina a riva. Mi porto la sigaretta, così. Sadina, Lipari. In quale direzione? Vado da questa parte. E questa è la spiaggia delle Sabbie Nere. Il mare è bellissimo oggi. Il fondale ovviamente è nero. E faccio due passi. Buongiorno da Milazzo. Allora conosci questo posto sicuramente. Non riesco a leggere il nome. Buongiorno Luciano. Come va? Come si sta da quella parte? Qui la spiaggia si restringe molto, negli ultimi anni si è ristretta veramente, veramente tanto. Io me la ricordo da piccola, non era così. Ancora c'è poca gente, sono le 10. Questo tratto è tutto libero, spiaggia libera. Guardate che bello il fondale. Solo sabbia. È troppo grosso. Quella è Salina. Lipari. Proseguo con la passeggiatina. Lì una volta c'era una discoteca, per chi ha mai frequentato Vulcano, il Piro Piro. Buongiorno Salvatore, volevi dire ciao? Ciao Salvatore, da dove scrivi? Oh, sto facendo una live. Oh, però voi così bianchi non vi si può vedere, eh?
Terza volta, quando Allora, per me io sono nerissima, anche se in realtà non è che lo sia più di tanto, però... No, noi non andiamo, adesso 2 ore noi a casa, tra un'oretta non andiamo a casa. No, io Quando il oggi sole è veramente volevo forte. stare a casa. A Miriam mi avevano rubato la bici. Ah, E stamattina ho sentito mio cognato andare via, io mi sveglio molto presto. Alla Baia Negra, l'abbiamo trovata per fortuna. avete trovato? Sì. Voi avete trovato i carabinieri? No, abbiamo trovato noi, no, noi. Lo sai dove l'hanno È stato lasciata? fortunato. Fortunata, fortunatissima. Anche perché lavora, quindi le serve la bicicletta. Infatti mio cognato, te ne puoi andare a piedi. Ma tu dove? Sempre là a... No, io non sto lavorando. Ah, non lavori? Perché quante volte siamo passati? Non ti abbiamo vista. Una volta pure siamo entrate. No, non Non lavoro. lavora assolutamente? La sera do una mano a Giorgia con i bimbi, 2 orette, Sì, sì. ma più perché siamo amici e così, no? E poi i suoi bambini sono fantastici, non lo so se li conosci. Sì, 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 sì. Ma non, cioè, senza impegno, diciamo, quando ha bisogno, ma non... Quest'anno per la prima volta in vacanza. Tu nemmeno lavori? No, no. No, ci Sono vuole. in vacanza, ma lei sto pensando, ma quando io facevo qualcosa a casa quando andavo a lavoro, non lo so, Sì, come si faceva queste sì, cose? non lo so. Ormai... No, però li fai meglio però, perché sai che hai poco tempo. Sì. Però, buona giornata. Cosa voglio vedere? Però? Voglio dire che però ogni tanto ci vuole. Viviamo su un'isola bellissima, io non ho mai vissuto l'isola così. Bello venire al mare. Ma noi, io già 4 anni a casa. Ah sì, dal quarto anno? E qualche volta neanche un anno fa, 2 anni fa, neanche un bagno. Neanche un bagno. Ah Ma no, questo anno già un po'. ma sai io prima non venivo mai a mare, mai, 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 mai. A me ora sì da morire. Ciao. Ecco, anche conversazione da Palermo, fa caldo. Sì, a mare si sta da Dio però ragazzi, credetemi. Cioè l'altro giorno, se non fosse stato per la strada sarei venuta prima, ma arrivata qui proprio un'altra temperatura, è ventilato. È bellissimo, si sta. Poi oggi c'è un'acqua spettacolare. Eppure essendo agosto non c'è tanta confusione. A chi mi guarda chiedo comunque di sostenermi in qualche modo, anche se io non sono molto brava con le live. Non lo so perché, ma mi inibisco. E niente, ho fatto sta passeggiatina, spero che vi piaccia. Sta da Dio dove sei. Sull'isola di Vulcano, una delle 7 isole Eolie in provincia di Messina. Conosci? Questo è il bar storico come l'albergo, stessa proprietà. Lì c'è un altro albergo, stupendo, sì, molto molto bello. E io su questa baia si può dire, guardate che ricca. Bellissimo, una foto ce l'ho fatta. Ah, ciao Vulcano. Ciao. E voilà. Sono quasi tornata alla mia postazione, non so se proseguire oppure no. Piacere Riccardo, piacere mio. Sono diciamo titubante. Eppure non mi ricordavo di essere venuta scalza. Ora si comincia a riempire giustamente. Vabbè, facciamo altri 2 passi. Buongiorno, ciao Tiberio. Live adesso, hai visto? Ma di dove sei? Io sono siciliana, io abito qui. Abito su quest'isoletta. Ciao Tiberio. E niente, va. Ora mi sdraio un po'.
e vi ringrazio di esserci stati. Buona giornata a tutti, ciao. E come si chiude non mi ricordo mai.